Pasquetta all'insegna del buon tempo ieri in Sicilia, ciò ha favorito le scampagnate fuori porta, le riunioni familiari e di tanti giovani che hanno approfittato per riunirsi per una grigliata a base di carne soprattutto e dolci. Ma alla Pasquetta enogastronomica si aggiunge anche la turistica e culturale, come quella che si è registrata ieri alla Valle dei Templi, con tanti turisti stranieri che hanno voluto visitare i templi dorici, ma non solo, anche la Colimpetra. Una Pasquetta immersi nella natura, una passeggiata con una scampagnata finale al giardino della Colimpetra, vicino al Tempio dei Dioscuri. E questa è l'iniziativa fatta dal FAI in occasione del lunedì di Pasquetta. I visitatori hanno potuto così scoprire le bellezze dell'antico agrumeto e inebriarsi con il profumo della zagara, alberi di arancio in piena fioritura accompagnati da guide esperte. I turisti hanno anche visitato le sorgenti di Akragas e scoperto uno degli acquedotti feaci, l'ipogeo Colimpetra Porta Quinta, che si è potuto percorrere sotto la guida di esperti speleologi. Poco oltre il giardino si è potuto anche raggiungere il vicino e sconosciuto Tempio di Vulcano, per godere di una veduta mozzafiato dell'intera collina dei Templi. Notevole interesse c'è stato anche da parte di tanti turisti per le strade del centro storico, nel giorno di Pasquetta, che complessivamente hanno scelto di visitare il Museo Diocesano Mudia, la Chiesa Santa Maria dei Greci, la Chiesa di San Lorenzo, la Torre della Cattedrale, facendo registrare numeri importanti. Al primo posto tra i siti visitati la Cattedrale, nonostante i lavori in corso, vede garantito l'accesso a alcune parti importanti del monumento, come la torre campanaria, di cui è possibile anche godere dello spettacolare panorama sulla città e sulla Valle dei Templi. Anche San Biagio Platani è stato preso di mira da parte di molti visitatori, tra cui il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ormai ex assessore regionale ai beni culturali, arrivato nella città degli Archi nelle ore preste mattutine, intorno alle 5, quando i lavori erano quasi al termine, complimentandosi con chi li aveva fatti e apprezzandone le qualità di quanto realizzato. Quest'anno dalle due arciconfraternite, Madunnara e Signorara, che hanno contribuito con l'aiuto della città senza contributi pubblici, dopo la recente operazione delle forze dell'ordine che ha interessato anche San Biagio, a realizzare una festa che ha un forte richiamo turistico non solo nell'isola ma anche al di fuori. Tra le zone archeologiche prese di mira dai turisti anche quella di Sant'Angelo Muxaro, con il suo Musam e la tomba del principe. Intanto una Pasquetta senza alcun dubbio insolita, quella passata da una famiglia delicata che, giunta da Agrigento, non conoscendo bene il centro storico, si sarebbe avventurato lungo gli stretti vicoli del cuore della vecchia Girgenti. Il risultato? I cittadini licatesi si sarebbero incastrati con l'auto in via Oblati. Provvidenziale è stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la macchina con la famiglia.